TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella giornata odierna i militari del nucleo investigativo di Venezia, con il supporto delle autorità di polizia ungheresi e croate attivate per il tramite del Servizio di Cooperazione Internazionale, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Venezia nei confronti di 23 soggetti senza fissa dimora, 8 in carcere, 8 divieti di dimora nella regione Veneto, 6 divieti di dimora nella provincia di Venezia e un obbligo di dimora nel comune di Genova, responsabili a vario titolo e in concorso tra loro di furto aggravato, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, lesioni personali, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ricettazione, riciclaggio e violazione del foglio di via obbligatorio. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. La Protezione Civile del Comune di Venezia, a seguito di una nota diffusa dalla Regione del Veneto, informa che giovedì 13 novembre, indicativamente alle ore 10, nel comune di Martellago si svolgerà un test di funzionamento del sistema di allertamento IT-Alert per il rischio industriale. Il sistema prevede l'invio di un segnale acustico e di messaggi informativi a tutti i dispositivi collegati con le celle telefoniche che coprono l'area interessata dal test. Non è escluso che il messaggio possa essere ricevuto anche nel territorio del Comune di Venezia. In caso di ricezione del messaggio di allerta non dovrà essere adottato alcun comportamento particolare. Nuova immersione dopo la pausa estiva per gli instancabili gondolieri sub che ieri mattina hanno ripulito i fondali del Rio di Santa Marta, Santa Maria Maggiore, dall'incrocio con il canale della Scomerzera fino alla confluenza con Rio dell'Arzere, per un tragitto di circa 200 metri. Al termine dell'immersione sono stati recuperati circa 10 quintali di rifiuti. Nello specifico sono stati ritrovati 1 migliaio di bottiglie in vetro, 2 batterie per imbarcazione, diversi tubi innocenti, un lavandino, un blocco di ferro di circa 2 metri per uno, appartenente alle antiche porte d'un tempo, 40 copertoni di cui finanche uno molto grande da trattore. L'attività di pulizia è svolta in collaborazione con Veritas che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti. E ci spostiamo a Chioggia, dove il Comune rende noto che in occasione delle elezioni regionali del 23-24 novembre 2025 le sezioni elettorali dalla numero 4 alle numero 12, originariamente ubicate presso i locali della scuola Marchetti, sono state spostate presso le aule scolastiche della scuola Silvio Pellico, in via Giuseppe Mazzini 12, sempre a Chioggia. Gli elettori iscritti nelle sezioni predette dovranno pertanto recarsi al voto nella nuova ubicazione e al nuovo indirizzo sopra specificato. La tessera elettorale in possesso degli elettori risulta valida senza necessità di variazioni di indirizzo. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.